Il governatore del Veneto, Luca Zaia, replica l'attacco di Galli della Loggia e propone il numero chiuso per salvare Venezia dall'assedio di 30 milioni di turisti l'anno. Intanto il sindaco Brugnaro blocca kebab e affittacamere. Un arresto a Treviso per l'omicidio del senza tetto alla stazione. La vittima sarebbe stata finita a colpi di bottiglia mentre dormiva. Fermato un altro clochard. Un gruppo di cittadini di Marghera ha investito quote tra i 500 e i 3.000 euro ciascuno per acquistare un appartamento in cui alloggiare i profughi, il parere dei residenti della zona. Dear Mr. President, ha scritto il sindaco di Piombino Dese al presidente americano Donald Trump. Fermi lei, scrive il primo cittadino, la multinazionale che vuole chiudere lo stabilimento. Sulle cucine popolari scontro a distanza tra l'ex sindaco Bitonci e il candidato sindaco delle civiche del PD di centro, Giordani. Il primo insiste nel voler spostare, il secondo parla di slogan. A Ospedaletto Euganeo un cinquantenne è precipitato dal tetto di un capannone morendo sul colpo. Si era introdotto in un'azienda chiusa da tempo per sottrarre del rame. Struggente storia d'amore al canile di Presina, coppia di pitbull arriva insieme. Quando la femmina viene adottata da una famiglia vicentina e lui rimane solo, rifiuta il cibo e si lascia andare. Buonasera, benvenuti a questa edizione regionale del nostro notiziario. Quindi la cronaca e le informazioni che arrivano da tutto il Veneto e noi partiamo però da Venezia che rischia il collasso. Infatti i turisti da risorsa rischiano di diventare un problema. Si riapre la discussione a livello nazionale sull'opportunità di limitare i flussi di presenze anche dopo un editoriale di Galli della Loggia sul Corriere della Sera. Il sindaco promette interventi concreti entro l'estate. Il governatore Luca Zaia a sua volta lancia una proposta. Tassa, contributo, numero chiuso, chiamatela come volete, la sostanza è un sistema per limitare il numero di turisti. 20 milioni all'anno per una città come Venezia sono decisamente troppi. Sovraffollamento, danni ambientali, Piazzale Roma e stazione ferroviaria, i due punti d'ingresso, a rischio collasso. E mentre il sindaco Luigi Brugnaro promette interventi immediati con le prime limitazioni entro l'estate, l'ultima proposta è del governatore Luca Zaia. Limitare i flussi in ingresso non significa per forza introdurre una tassa, o meglio, non va definita così. Io non la chiamerei tassa, potrebbe essere una bella idea, anche un bel segnale, no? Basterebbero 50 centesimi a turista per raccogliere milioni di euro da dedicare alla città, alla sua salute e anche ai servizi ai cittadini. A Roma si pagano 7 euro per di tassa di soggiorno, 50 centesimi penso che siano un bel segnale, che potrebbe essere anche una sorta di partecipazione del popolo al benessere di questa città. La sostanza è quella di ridurre il sovraffollamento. Impossibile godere della bellezza di Venezia in certi periodi dell'anno, in fila indiana dall'arrivo e per ore e ore nelle calli e i musei per visitare le chiese. Il governatore pensa che programmare la visita in anticipo sarebbe un sistema vantaggioso. E il numero chiuso, diciamo un numero programmato, un numero che preveda la prenotazione, anche perché siamo davanti a un museo a cielo aperto, open air, e come tutti i musei, come tutte le cose preziose, penso che la programmazione sia assolutamente necessaria. D'altra parte per Zaia Venezia non è diversa da altri siti turistici di respiro mondiale come Pompei o Versailles, anzi sì, è molto diversa perché è una città che deve vivere ma anche accogliere e l'equilibrio è delicatissimo. Il che non vuol dire rendere Venezia deserta, ma vuol dire programmare le visite, come del resto potrebbe accadere a Pompei piuttosto che a Versailles o in altre località. Cambiamo argomento, ci occupiamo degli industriali, l'associazione degli industriali del Veneto. Infatti Matteo Zoppas è il nuovo presidente di Confindustria Veneto, succedendo al vicentino Roberto Zuccato. Una nomina, quella di Zoppas, con qualche riserva, astenuti infatti i presidenti delle province, quindi delle associazioni territoriali di Treviso e Padova. Matteo Zoppas è il nuovo presidente degli industriali veneti, una nomina che era nell'aria come nell'aria erano anche le riserve sulla sua elezione, ma alla fine nella serata di ieri il comitato di designazione riunitosi a Mestre ha dato il suo placet. Zoppas, 43 anni, già presidente di Confindustria di Venezia e Rovigo, è da oggi il nuovo presidente degli industriali veneti, anche se la sua elezione non è stata indolore, permangono infatti dei dubbi, visto che nella votazione non passano certo inosservate le due astensioni delle territoriali di Treviso e Padova. Astensioni che hanno radici lontano, ovvero ancora nella nascita della sua candidatura a presidente di Confindustria Venezia, considerata allora come ultimo atto dell'alleanza Verona-Vicenza-Venezia, che ha peraltro sostenuto l'elezione di Vincenzo Boccia, leader di Confindustria Nazionale, fatto che provocò la spaccatura a nord-est tuttora irrisolta.
Astensione, ha spiegato la presidente degli industriali di Treviso Piovesana, che vuole essere un atto di fiducia nei confronti di Zoppas. Il passo successivo sarà però ritrovarsi per condividere gli obiettivi principali, dettando una tabella di marcia. Dal canto suo il presidente degli industriali di Padova, Finco, avrebbe invece lamentato la mancanza di un confronto su candidatura e programma. Giudizio sospeso il suo, pronto allo scontro se non si vedranno novità concrete. Poche le parole spese dallo stesso Zoppas dopo la sua nomina, se non che prima serve una condivisione del programma, anche se subito puntualizza che uno dei suoi obiettivi principali sarà quello di ricompattare la squadra. Le parole d'ordine, dice ancora, dovranno essere sviluppo economico e coesione sociale, un territorio, quello veneto, che per il paese può essere forza trainante sia in tema di sviluppo sia di coesione, ma per essere tale è necessario, spiega, presentarsi uniti per far pesare la propria forza e recuperare il ruolo guida. In questo modo sarà possibile indirizzare le istituzioni verso scelte concrete di politica industriale, in grado di riportare lo sviluppo delle imprese al centro dell'agenda del paese. Ed ora apriamo la pagina di cronaca con quello che è accaduto a Ospedaletto Euganeo, in provincia di Padova. Infatti un uomo di 51 anni è precipitato dal tetto ed è morto. Il dramma è avvenuto in un'azienda fallita. La vittima potrebbe essere caduta durante un tentativo di furto di rame. È precipitato da 9 metri di altezza, probabilmente la scorsa notte, forse durante il tentativo di rubare il rame dai cornicioni di un'azienda chiusa per fallimento a Ospedaletto Euganeo. A trovare il corpo senza vita di un 51enne di Este è stato un fabbro, entrato nello stabilimento della Beton Rapid poco dopo le 10. Immediato è scattato l'allarme, sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri di Este. Per il 51enne, già noto alle forze dell'ordine, non c'era più nulla da fare. Sulla tragedia stanno indagando i militari chiamati a ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo, perché si trovasse sul tetto della fabbrica e se fosse solo. Secondo i militari la morte potrebbe essere di natura accidentale nel tentativo di tagliare dei cavi di rame. A stabilire le cause esatte del decesso sarà l'autopsia. A Treviso, ora, dove è stato arrestato nella notte il presunto assassino del clochard ucciso nei pressi della stazione ferroviaria. Si tratta di un altro senza tetto, già noto alle forze dell'ordine. Avrebbe ucciso Piccoli mentre dormiva, colpendolo con una bottiglia. Ancora oscuro però il movente. È William Andrés Guizzetti, 33 anni, nato in Cile ma naturalizzato in Italia, il presunto assassino di Gianpietro Piccoli, il clochard trovato morto ieri mattina in stazione a Treviso. Un delitto maturato, secondo gli inquirenti, nell'ambito dei senza tetto, di quelle persone che vivono nella marginalità ed ogni notte si riparano in giacigli di fortuna negli edifici che circondano la stazione. Subito dopo il ritrovamento del cadavere, le indagini si erano indirizzate alla ricerca di Guizzetti, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre si coricava poco distante dal corridoio prospiciente al binario 1, dove Piccoli, Jimmy, per tutti quelli che lo conoscevano, stava dormendo. Gli agenti delle volanti l'hanno trovato in Corso del Popolo, angolo via Zorzetto. Quantomeno come testimone. E in seconda battuta, avendo visto tracce ematiche sui pantaloni, sangue sui pantaloni, avevamo capito che l'uomo era da portare in questura per permettere alla squadra mobile di fare gli accertamenti dovuti sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. Così, dopo un lungo interrogatorio, nella notte Guizzetto è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e rinchiuso nel carcere di Santabona. Abbiamo raccolto numerosi indizi tecnico-scientifici, oltre ad aver rilevato delle impronte che fanno ritenere che l'uomo possa aver commesso questo efferato delitto. Piccoli infatti è stato ucciso con inaudita violenza, colpito alla testa con una bottiglia. Un primo colpo l'ha tramortito, poi ne sono seguiti altri così forti da fracassargli il cranio. Mentre la vittima era nel sonno, sarebbe stata colpita ripetutamente con un oggetto contundente, verosimilmente una bottiglia, e gli sarebbero state inferte delle ferite secondo una dinamica particolarmente efferata. Secondo gli inquirenti, dopo l'omicidio Guizzetti è tornato a dormire nel suo giaciglio, anche le coperte erano intrise di sangue, per alzarsi ed andarsene alle 7:30 del mattino, come testimoniano le immagini delle telecamere. L'uomo, che finora ha negato ogni coinvolgimento nell'omicidio, ha piccoli precedenti legati all'ambiente dell'alcol e della droga. Nelle prossime ore verrà sottoposto all'interrogatorio di garanzia. Cambiamo argomento. Rumoroso corteo dei lavoratori dell'Ariello che hanno marciato lungo le vie di Piombino Dese, in provincia di Padova, diretti in municipio. La multinazionale americana proprietaria dello stabilimento ne ha annunciato infatti la chiusura. E allora il sindaco Cagnin ha scritto direttamente al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Vogliamo lavorare! Vogliamo lavorare! Vogliamo
corteo lungo le vie di Piombino Dese dallo stabilimento al municipio. Una cinquantina i lavoratori dell'Ariello scesi in strada per protestare contro la chiusura dello stabilimento annunciata dalla multinazionale americana UTC, proprietaria del marchio dallo scorso giugno. 72 lavoratori, 48 saranno licenziati. 20 anni di lavoro per molti, qualcuno di più, una vita in fumo. Avrebbe mai pensato di arrivare a questo punto? No, proprio no. Spera che la situazione possa risolversi? Ma una piccola speranza c'è, ma piccola. Purtroppo è andata così. Lei ha qualche speranza? Di cosa? Che si possa risolvere qualcosa? No. No, perché hanno già deciso. A loro fianco i sindacati, nessun piano industriale, spiegano, nonostante le richieste, sale la preoccupazione per il futuro di tutto il gruppo. Non abbiamo la possibilità di capire UTC cosa realmente vuole fare per tutti i lavoratori dell'Ariello. Sono lavoratori che hanno fatto questi marchi, sono lavoratori che se perdono il posto di lavoro poi hanno anche un'età abbastanza avanzata. Un paese incredulo, Piombino. Mai pensata, perché non ho mai visto, ecco. E sono qua apposta perché gonca me fiore qua. Che ha fatto i soldi con la gente del Piombino Dese. Su fiore a semenuora. A me mi piange il cuore vederla così. A fianco dei lavoratori si stanno mobilitando le istituzioni, dalla regione al comune dove il corteo è arrivato a mezzogiorno. Ad accoglierli c'era il sindaco che in queste ore ha scritto al presidente americano Donald Trump. Lui ha vinto la campagna elettorale su questo tema, dicendo alle aziende americane che andavano a produrre fuori, facendo lavorare non gli americani ma altre persone, altri cittadini, che dovevano rientrare, perché la cosa principale è il lavoro, mantenere il lavoro in casa, far lavorare i propri cittadini. Ancora occupazione, con una giornata importante anche per l'Anselmi di Campo San Piero, che oggi è arrivata fino a Venezia in corteo per un incontro con i rappresentanti della Regione Veneto. Notizia di questa mattina, c'è un secondo possibile compratore per la fonderia padovana. Giornata di manifestazione, di appuntamenti e colloqui. La fonderia Anselmi di Campo San Piero è arrivata fino a Venezia in corteo per rivendicare lavoro e stipendi. Vogliamo lavoro e vogliamo soldi! E noi aspettando con i nostri soldi, che 2 mesi che senza soldi viviamo a fatica. Una giornata importante con colloqui in regione e buone nuove. Un'ora e mezza fa circa è arrivata la seconda proposta di acquisto da parte della fonderia Ariotti. Un secondo formale interessamento che dà speranza e peserà sui tavoli istituzionali. Adesso dobbiamo portare a casa i nostri soldi, le retribuzioni di dicembre e di gennaio e soprattutto dobbiamo riaprire i forni. La fonderia Anselmi, azienda con 60 anni di storia che produce ghisa, conta circa 120 dipendenti. Nel 2014 la società in liquidazione è stata messa in concordato ed è subentrato l'imprenditore vicentino Rino Dalle Rive, che l'ha presa in affitto trasformando la società in SRL con obbligo d'acquisto. L'acquisto poi non si è concretizzato e il 24 gennaio 2017 il Tribunale di Padova ha decretato il fallimento della SRL e ha nominato il curatore. Oggi ci sono 2 compratori alla porta. E oggi, in barba alle direttive comunali veneziane che vietano i cortei in periodo di carnevale, i lavoratori dell'Anselmi hanno sfilato proprio per le calli, mentre qualcuno comunque presidiava la sede padovana. E noi siamo là giorno e notte a controllare che non sparisca quello che c'è dentro. Questa mattina hanno provato a forzare il presidio per svuotare i modelli e le fusioni presenti ancora in azienda, per darci un segnale preciso che la fonderia non deve riaprire. Noi invece li abbiamo fermati, abbiamo reso impossibile questo atto. Un chiaro atto provocatorio nel giorno dell'incontro con la Regione del Veneto. Ora andiamo a Mestre, perché a quanto pare da un po' di tempo sono tornate ad imperversare le baby gang, ma arriva anche la risposta da parte del Comune di Venezia. Infatti c'è la promessa: non avranno vita facile. L'assessore comunale alla sicurezza Giorgio Deste risponde all'appello della comunità bengalese di Mestre, da alcuni giorni nel mirino delle baby gang che imperversano in terraferma.
hanno ragione di fare i loro appelli e di fare un urlo di richiamo alle istituzioni, perché è un atto dovuto da parte nostra. Questi cittadini hanno il diritto di essere difesi, afferma D'Este, e siamo sicuri che sugli ultimi episodi verrà fatta giustizia. Ci sta lavorando la squadra mobile della Polizia di Stato e in questo senso sono certo che gli autori verranno presto identificati. Alla già preoccupante lista di aggressioni messe in atto da gruppi di giovanissimi si aggiunge intanto quella della scorsa notte, che ha visto un 21enne cingalese circondato e picchiato dal branco mentre scendeva dal tram in centro a Marghera, al termine di una serata di lavoro. La baby gang, dopo averlo malmenato, gli ha sottratto portafoglio e cellulare. Non si tratta di una vera e propria criminalità organizzata, sostiene l'assessore, ma di forme di aggregazione spontanea tipicamente giovanili. Gli elementi sin qui raccolti lasciano chiaramente pensare che abbiamo a che fare con ragazzi che vogliono fare gli arroganti sbruffoni o comunque i prepotenti sul territorio, pensando di farla franca. L'aumento della videosorveglianza e i controlli di vicinato in tutta la terraferma, assicura D'Este, renderanno comunque sempre più difficile farla franca per queste bande. Questi sono elementi che diventano poi strumento per le attività di indagine da parte delle forze dell'ordine e quindi la possibilità di raggiungere prima e quindi in tempi più utili quelli che sono gli obiettivi e pertanto l'identificazione di autori di vari crimini o illeciti in genere. Ora ci occupiamo di migranti e vi raccontiamo di come a Marghera un'associazione di cittadini ha unito le forze per acquistare una casa da destinare agli immigrati. Ne parliamo nel prossimo servizio anche con i cittadini che dicono la loro opinione in merito. Una casa per gli immigrati. L'idea nasce dall'associazione Di Casa per dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno e un segnale forte verso chi si oppone all'ospitalità. Siamo mossi perché abbiamo ritenuto che non potessimo più rimanere solo a lamentarci o a indignarci per alcune reazioni che si riscontrano nel nostro territorio a proposito dell'accoglienza ai migranti e quindi abbiamo sentito la necessità di fare qualcosa di concreto. Sono 35 gli aderenti all'iniziativa, tra cui il parroco della Cita, Don Nandino Capovilla, che hanno prestato all'associazione quote tra i 500 e i 3.000 euro. La casa sarà situata a Marghera e potrà ospitare da 4 a 6 persone. L'appuntamento con il notaio è alle porte perché sono già stati raggiunti i circa 80.000 euro necessari per l'operazione. Ci saranno i dovuti controlli. L'associazione nasce per offrire un supporto al problema dell'abitare. E quindi, siccome immaginiamo che l'associazione non debba sciogliersi nei prossimi mesi e nemmeno nei prossimi anni, ma ci auguriamo che abbia davanti a sé una lunga durata, di volta in volta si verificherà chi sono i soggetti che hanno necessità di essere accompagnati nell'abitare. Divisi sull'iniziativa i cittadini. Se dico di sì, sono qualunquista, se dico di no sono razzista, non so cosa dirle, non so. Non si sa come porsi davanti a questo problema così grande, in effetti è troppo grande lo vediamo da quello che stiamo vivendo, è troppo difficile la situazione per poter esprimere un'idea su come risolvere il problema. Sinceramente magari penserei che prima diamo la casa a chi è qua e poi dopo pensiamo agli altri, anche perché bisogna cercare prima un lavoro qua, quindi prima chi ha lavoro qua e poi dopo gli altri si può pensare a cosa fare per loro, se rimane qualcosa. E per gli italiani? Ce n'è qualcuna di casa libera per loro? Basta che sia gente per ben, che non sia delinquenti, ecco così. Sono anche persone umane su questo, per cui diciamo hanno diritto anche a un alloggio, non basta anche loro su questo. Poi pensare al governo per la sistemazione. Parliamo ancora di migranti, ma ci spostiamo a Resana, in provincia di Treviso, dove c'è in atto una situazione, una discussione, da una parte il commissario che ha preso il posto del sindaco, dall'altra i cittadini, sempre su questo tema. Sentiamo cosa dicono. Sì, davanti qua, davanti a un comune di Resana, non ti puoi andare dentro con niente. E se casa nostra, no? Che arriva? È il commissario, chi sei io?
Il commissario in questione è Gaetano Tufariello, che avendo preso il posto del sindaco sfiduciato Loris Mazzorato, sta predisponendo un piano di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo, cercando un'intesa con il territorio. Ma se le porte di Resana sembrano aprirsi ai migranti, questo non sembra avvenire per molti residenti. Oggi si sono visti sbarrare all'ingresso ad un incontro sul tema. Questo era un incontro che inizialmente doveva essere fatto ed aperto a tutta la cittadinanza per spiegare le problematiche connesse allo SPRAR. Il commissario aveva detto che l'avrebbe fatto aperto a tutti i cittadini. Quando ha capito che la partecipazione sarebbe stata in massa, ha annullato l'incontro, l'ha aperto solamente alle associazioni locali di volontariato. Questa non è democrazia, assolutamente. E il commissario non si deve prendere la libertà di firmare una cosa senza prima sentire il parere dei cittadini. La volontà è di reagire, di resistere, di protestare, in molti modi, a partire da una raccolta firme. Rappresentiamo la maggior parte dell'idea dei cittadini di Resana, perché le firme e anche il passaparola, l'opinione pubblica noi la conosciamo e non sono d'accordo su nessun fronte per quanto riguarda l'arrivo dei profughi con queste modalità. Quello che i residenti non sembrano tollerare non è tanto l'accoglienza dei migranti in sé. A Resana si pretende invece la trasparenza e l'esigenza di essere informati e consultati. Vogliamo essere ascoltati! Vogliamo essere ascoltati! Vogliamo essere ascoltati! Ora andiamo a Padova, dove la campagna elettorale sembra scaldarsi, infatti si preavvisa già uno scontro a distanza, però ne parliamo subito dopo una breve pausa. Eccoci tornati in studio, dicevamo della campagna elettorale a Padova, si stanno scaldando i candidati, c'è un scontro a distanza tra Massimo Bitonci e Sergio Giordani. Mezzogiorno di fuoco, ma niente pistole. In questo caso il duello è tutto verbale e riguarda i pasti caldi delle cucine popolari. La disfida si è consumata a distanza tra Massimo Bitonci e Sergio Giordani, è la prima di questa campagna elettorale. Giordani non ha fatto in tempo a salutare sua moglie e ringraziarla per il prezioso lavoro che svolge con la sua mensa, che subito l'ex primo cittadino ha risposto con un video sui social ricordando i problemi legati alla sicurezza. Sarebbe ora di introdurre questo nuovo meccanismo di controllo, magari individuando con un registro, quindi indicando le persone che poi entrano e vanno a utilizzare questo importantissimo servizio per la città. Bitonci poi propone lo spostamento delle cucine popolari e precisa dovrà essere un percorso condiviso con il vescovo. Spero che nei prossimi anni si possa arrivare anche a una diversa collocazione, magari concordando con la curia. Bisogna capire poi cosa ne pensa il vescovo Cipolla, che in passato non ha esitato a schierarsi contro l'ex sindaco. Il numero uno della chiesa padovana, quando Bitonci ordinò controlli su tutti i frequentatori delle cucine popolari, si recò simbolicamente a mangiare tra i poveri. Dicevamo del duello. A Bitonci ha replicato Sergio Giordani con un comunicato in cui scrive: abbiamo ascoltato per 2 anni solo slogan che tentano di coprire un fallimento. La città oggi è meno sicura nei quartieri come in centro. Giordani prosegue: fare sicurezza non può essere colpire e ostacolare il lavoro di chi agisce nel bene. Chi opera nel sociale è un prezioso alleato verso questo obiettivo comune a tutti, chiude il candidato sindaco di centrosinistra. Ed ora una storia d'amore un po' particolare che si è vissuta, pensate, in un canile. Vediamo. Lui è Rudy, un bellissimo esemplare di pitbull ospite del canile di Piazzola sul Brenta. Fino a pochi giorni fa condivideva gli spazi con Shanti, di fatto la sua fidanzata, adottata da una famiglia della Val Brenta. Conosciuto un'adozione stupenda a Valstagna, proprio in pieno centro, una famiglia che andrà al verde, lì anche se le case sono molto addossate, è incredibile, c'è un bel spazio verde. Io le ho tentate tutte per convincere a prendere anche l'altro cane, però obiettivamente ne avevano già 2. Da quando è rimasto solo, Rudy si sta lasciando andare. È spesso cupo, si isola e non vuole mangiare. Sente la mancanza della sua Shanti. Con lei giocava, dormiva, mangiava, vivevano praticamente in simbiosi. Gli è stata portata via l'anima gemella. È cambiato da così a così, a proposito della sensibilità degli animali. Si è lasciato andare, si vedeva, ma noi sapevamo perché vivevano l'uno per l'altro.
In paese, e non solo, grazie al tam tam sui social, è scattata la gara di solidarietà e presto anche Rudy dovrebbe trovare una famiglia. Che almeno uno di due andasse via, dopo era più facile da via l'altro. Grazie, ripeto, agli appelli, nell'arco di qualche giorno e forse già sabato, Rudy conoscerà una bella nuova adozione. Oltre a Rudy in canile ci sono centinaia di piccoli amici a quattro zampe che aspettano il calore e l'affetto di una nuova famiglia. Tra le altre cose, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha lanciato la campagna Adotta un nonno. Per chi prende un cane con più di 10 anni d'età, un'azienda privata garantisce la fornitura di cibo e crocchette. 160 animali che aspetterebbero un padrone. 160 che una volta hanno cuccioli. Quando noi diciamo non fate nascere cani, questi erano cuccioli stupendi. Come mai sono finiti in canile? Questi 160 animali che sembrano chiederci di uscire, abbiamo anche l'area di sgambamento, cerchiamo di venire loro incontro, ma mancano delle due cose più importanti: la libertà e l'affetto di un padrone. E quindi anche noi rilanciamo questo appello che arriva da questo canile di Piazzale sul Brenta, ma un po' da tutti ovviamente i canili del Veneto. Ora è il momento di vedere quale sarà il tempo a nord-est nelle prossime ore, quindi io vi lascio le previsioni del meteo e vi ringrazio di averci seguito. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso. Un cordiale saluto dal meteo di Antenna 3. Cede l'anticiclone, arrivano le nubi e anche qualche precipitazione sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo migliora al mattino con più schiarite, si intensifica la nuvolosità in giornata con precipitazioni sparse possibili un po' su tutti i settori, più schiarite su Alpi e Prealpi. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime sono previste intorno agli 8-12 gradi circa, temperature minime invece tra lo 0 e i 5 gradi. Andiamo a vedere come sarà il tempo sul Friuli Venezia Giulia, anche qui nuvolosità irregolare su tutta la regione, addensamenti con deboli piogge possibili un po' ovunque, qualche schiarita in più sulle Alpi e sulle Prealpi di nord-est. Temperature massime tra 9 e 11 gradi, minime attese intorno a 1 o 3 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Nuvolosità sui settori alpini più settentrionali e orientali con locali nevicate tra 900 e 1100 metri. Tempo sempre asciutto e anche soleggiato altrove. Temperature massime che risultano essere in lieve calo tra 10 e 11 gradi, minime attese tra -1 e 2 gradi. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli nord-orientali, localmente moderati settentrionali sul Golfo di Trieste. Per oggi dal Meteo è tutto, grazie per la vostra attenzione e appuntamento a domani con nuovi aggiornamenti. Arrivederci. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso.